Neanche a 39 anni è arrivato, un urlo strozzato dal dolore, quello della moglie di Altin Lecaj, operaio di 38 anni, morto in un incidente stradale in via Tre Case, proprio lì a pochi metri da via Concordia, dove viveva con la moglie e i suoi 3 figli. Erano le 7:45, come ogni mattina Altin, in sella al suo scooterone, viaggiava in direzione Stroppari per andare a lavoro, quando secondo le prime ricostruzioni un'auto che lo precedeva, una Nissan Note, avrebbe rallentato. Inevitabile l'impatto, l'uomo sarebbe scivolato a diversi metri sulla carreggiata opposta e qui il dramma. In quel momento, infatti, arrivava lungo la strada un cutter bianco che non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto con Altin Lecaj, schiantandosi poi contro il muro di un'abitazione. Un impatto talmente forte che, come vedete dall'angolatura del muro, è stato spostato di diversi centimetri. Un fortissimo impatto, un boato che ha svegliato i residenti di via Tre Case. A volte un gran boato e basta, tutta la gente che guardava e hanno chiamato subito i soccorsi. Immediato l'arrivo del SUM 118, ma per Altin Lecaj non c'è stato nulla da fare. Incidente al vaglio della polizia locale di Tese sul Brenta, che dovrà trovare risposta ai tanti punti interrogativi della vicenda, a partire dalla velocità dei veicoli al momento dell'incidente. Voglio esprimere le più sentite condoglianze da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione comunale e sicuro di interpretare il sentimento anche di tutti i nostri concittadini. Non lasceremo sola la famiglia Lecaj, aggiunge il sindaco Luigi Pellanda, una tragedia che porta con sé il dolore di un'intera comunità.